Grazie Anna Maria, grazie mille, ciao, grazie, ciao 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 ciao. Il cellulare di Gian Antonio Giampi Michelusi continua a squillare tra telefonate e messaggi dopo l'esito del ballottaggio che l'ha visto conquistare la carica di sindaco di Thiene. Formazione civica di centrosinistra con il 58 e 52% delle preferenze, 4.237 voti, ha sconfitto Manuel Benetti, centrodestra che si è fermato al 41 e 48%, 3.003 voti. È stato un lavoro di squadra straordinario e ci ha portato alla vittoria. Lavoro di squadra e soprattutto, ha dichiarato anche lei, non ci sono stati di mezzo i partiti, sono state premiate le persone. Sono assolutamente convinto di questa cosa, infatti i partiti di centrodestra in modo particolare hanno fatto un buco nell'acqua. Se parliamo di Fratelli d'Italia il 4,45 e della Lega il 7,89, quindi non è proprio un risultato straordinario a livello locale, quindi a livello locale contano esclusivamente le persone. Si è parlato di una nuova era nel segno della continuità. Sì, nel segno della continuità. Gianni è stato un grande maestro per me, un maestro che mi ha guidato per 10 anni. Io ho la mia mentalità, io ho le mie logiche e quindi spero di portare la mia creatività al servizio della nostra città. 61 anni, informatico, martedì mattina verrà ufficialmente proclamato primo cittadino di Thiene ed ha ben chiari gli obiettivi per la città. Bisogna prendere in mano assolutamente innanzitutto i progetti che riguardano il PNRR che ovviamente intercettano dei finanziamenti europei interessanti, quindi bisogna essere pronti in tal senso e poi bisogna dar seguito al piano delle opere triennali che noi abbiamo già studiato da tempo.